Welcome to the midweek recap of the English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia, inside the battle to protect Trieste nursing home. Fire officials say a rapid and coordinated response prevented last weekend's wildfire near Padriciano from reaching a nearby nursing home. Around 22 hectares burned before 26 firefighting teams, helicopters, and drones brought the blaze under control. Però questo è un anno che si presenta anche a fronte delle temperature che purtroppo stiamo vivendo quotidianamente, piuttosto impegnativo da questo punto di vista. I comandi stanno lavorando molto su questo aspetto, senza dimenticare quelle che sono le attività che ordinariamente svolgiamo. Authorities also warned that Friuli Venezia Giulia remains under maximum wildfire alert and urged residents to report any signs of smoke or new fire outbreaks immediately. Sostanzialmente noi diciamo che l'importante è che le persone non respirino fumo sostanzialmente, quindi allontanarsi immediatamente da qualsiasi situazione di emergenza, magari lasciando anche, chissà, magari anche le porte aperte per gli animali che possano scappare tante volte, no? Poi dipende, non c'è una logica, una linea fissa, dipende dalla tipologia dell'incendio, il principio di incendio, se è un insediamento civile o meno, se siamo all'aperto e al chiuso, insomma, però di base l'operatore degli vigili del fuoco che riceve la telefonata poi darà anche dei consigli su come comportarsi, però normalmente è meglio allontanarsi il più possibile dall'evento, insomma. Italy on red alert. Extreme heat grips Friuli Venezia Giulia. Italy is under its first maximum heat alert, with Trieste and the rest of Friuli Venezia Giulia experiencing dangerously high temperatures. I think it's the best way to battle the heat. Maybe to have a swim inside the sea, or I don't know, maybe have something cool to drink and just relax, and that's it. So I'd recommend to go to some museums where the AC is proposed. And also supermarkets are a great idea to just walk around and defeat this tremendous heat here in Trieste. Usually take cold showers to cool myself down. Even though it's only temporary, it still gives you relief, especially if you have a fan, because I know most people don't have an AC in Italy. Obvious, the air condition, and open the windows to let just come si dice vento, che non mi ricordo. The wind go through the office or in the house. Now it's so hot, so it's the only solution if you don't have air condition, so you go by the sea. Fortunately here in Trieste we have Old Barcola or also in Muggia, but yes. My opinion is consuming lots and lots of water and ice if you have. And to be honest, just being more eco-friendly, because it's just getting worse and worse if you continue like this, so yeah. Trieste Carabinieri take to electric bikes. The Carabinieri in Trieste have launched 2 new electric bike patrols, boosting faster, greener policing from Miramare to Barcola, Porto Vecchio, and the pedestrian areas, while providing a more visible presence in the city. Oggi inizia questo servizio di pattugliamento con queste biciclette a pedalata assistita, è un'iniziativa del Comando Generale che si sta svolgendo in tutte le località, diciamo, turistiche d'Italia, e anche a Trieste provincia sono arrivate. È una tipologia di mezzo che serve proprio per si aggiunge ai nostri servizi di pattugliamento del territorio, in particolar modo per raggiungere parchi, lungomari come appunto qua a Trieste e lungomari di Barcola, ma anche le aree dei centri storici, perché questa bicicletta pedalata assistita ha un impatto ambientale pari a 0, quindi emissioni 0, quindi può attraversare i centri storici, le aree pedonali, e quindi dare quel servizio di prossimità al cittadino, al turista, ma anche ai commercianti. Friuli Venezia Giulia invests €4.5 million to improve the education system. Regional politicians have announced their 6th school funding package since the COVID-19 pandemic, funding new educational activities and initiatives within Friuli Venezia Giulia's schools. The package is providing €4.5 million to schools across the region, with a focus on disability and special needs accommodations, as well as bilingual German-Italian education in the Carnic Alps. Un dato importante sono i bisogni educativi speciali e DSA, sono tutte ore uomo che mettiamo a disposizione di una scuola che ovviamente, come abbiamo detto, sta soffrendo i limiti
demografici, ma sta vedendo un grande investimento da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Italy simplifies life for seniors, over 70s exempt from ID card renewals. On July 30th, Italy ended identity card renewal requirements for older residents aged 70 and over. Officials say the change will spare older citizens from having to visit municipal offices solely for the purpose of renewing their ID. Io lo trovo giusto perché a un certo punto l'anagrafe gli risulta la nascita e la morte, in automatico non se uno è vivo, neanche perdere tempo, o no? Io sono d'accordo, devo dire che andare negli uffici a fare la carta d'identità può risultare stancante per un anziano e secondo me anche fisicamente non è che si cambia molto dai 70 anni in poi. Ecco. E va bene, è giusto così perché insomma la nostra età non è il caso proprio. Risparmia anche un viaggio al municipio. Senz'altro, al municipio non occorre andare. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.